Bene, vabbè, per chi non conoscesse questo canto, nasce a Genova a fine 800, non si sa bene com'è la storia, però a me mi hanno raccontato probabilmente nelle osterie. Poi c'è chi dice nei velieri, qui là, però è un canto d'osteria, un tavolo in mezzo e giusto per divertimento 5, 6, 7 quelli che sono si mettono a cantare. Dunque questo canto è strutturato, è formato da 5 voci principali, c'è la voce tenore, il baritono, il contralto e la voce chitarra, che diciamo che sono quelli solisti. Poi ci sono i bassi che fanno da organo. Dunque il tenore è il nostro Gianmarco, che fa un applauso. Così chiamata voce guida, è quello che prende la tonalità e parte prevalentemente da solo mentre la lei, nelle canzoni invece partono magari o le 3 voci insieme o se no i bassi. Poi c'è il baritono, Davide, che è un po' il capo fondatore di questa iniziativa della squadra insieme a tutti gli altri, ma lui è quello un po' più che dà tutto e per tutto. E il baritono ha il compito, diciamo, di riuscire a far cantare insieme il contralto e il tenore, quindi è un po' una voce di mezzo e fa l'accompagnamento. Poi ci sono io, che sono Paolino, perché sono nella squadra dei giovani, quindi sono Paolino. E a me chiamano anche la bagascetta perché mi tocca, non è che mi piace proprio, ma davvero. E diciamo che il contralto ha il compito fondamentale, principale, di giocare sulle note del primo e del baritono. Poi ci sono le parti soliste, che è tutto bello, tanti applausi, però il contralto deve cantare per la squadra. Quelli che cantano da contralto ma cantano un po' tanto per loro non è un contralto, il contralto deve cantare per la squadra. È quello che ho cercato di fare con loro cantando in un altro sistema. Perché giustamente un contralto, in base al primo che ha davanti, deve essere in grado di adattarsi, quindi non è che uno impara e canta a quel modo, il contralto deve essere un po' con la bagaglia, andare un po' con tutti. Bene, poi c'è un'altra voce molto importante che la fa il nostro Fabrizio, che ha la voce chitarra. Tra l'altro guardate la posizione che aveva prima, classico portone da Cristo. Gli mancava il crocca e il tabarino e poi era da tirarsi un Cristo. Bene, la voce chitarra è un'altra voce, è la quarta voce fondamentale e principale del gruppo, che ha il compito di cantare o sui bassi o ricamare le note del baritono. Quindi è una voce molto difficile, un po' nasale, la mano davanti in realtà non serve niente, un po' di scena, ma ci sta, noi artisti un po' di scena ci vuole. Adesso passiamo ai bassi, che comunque è la parte fondamentale di una squadra perché è un po' l'organo. Bassi profondi che hanno prevalentemente tre note principali, battuta, profonda e mezzanotte, e poi ci sono tutti dei passaggi, avete sentito che nelle varie canzoni un po' vanno su, un po' vanno giù. E lui è Federico, che tra l'altro è anche mio fratello. Vieni qua, cioè è il mio fratello, guardate che profilo bellissimo, naso e mani bellissimo. Poi abbiamo Daniele, l'altro basso. Poi qua abbiamo una parte fondamentale di questo gruppo che è un po' il caputascio, lo chiamano, perché porta e coordina i bassi, Simone. Poi ci sarebbe anche un contralto in questa squadra qua, solo che ed è un mio caro amico e anche un mio collega. Gli ho appena finito di dire di tutto giusto prima di timbrare il cartellino perché aveva da giocare a pallone, e allora vabbè, però lo perdoniamo, quindi un applauso anche a Paolino. Il nome e tutto il programma, quindi. E poi alla fine ci vuole un po' il fuori quota, quello che tiene su la barca, Nazareno da Pietro.
cosa ci raccontiamo? Cosa facciamo? Angiolino. Bene, un altro bellissimo trailer, Angiolino. Abbracciamoci. Angiolina, mia bella Angiolina.